200 aziende hanno partecipato al concorso indetto da Confartigianato Nazionale per selezionare i 26 prodotti che avrebbero rappresentato qui all'Expo per una settimana il saper fare artigiano insieme alla cultura e alla tecnologia. Di queste 26 aziende selezionate, 6 sono del Veneto, 2 di Belluno con un progetto per le culle, 2 di Verona, un prodotto calzaturiero e uno del marmo, e 2 di Vicenza, un gioiello fatto in argento e una panca in legno fatta con la collaborazione di un art design. Queste aziende sono state insignite del premio dalle dirette mani del presidente Giorgio Merletti. Presidente, 26 oggetti premiati, quasi 200 aziende che hanno partecipato a questo concorso, un bellissimo connubio tra artigianalità, tradizione e innovazione, qui a una vetrina che guarda il mondo. Sì, è importante per chi è riuscito a giudicarsi una presenza all'interno dell'Expo. È importante per il nostro paese, è importante per il nostro mondo, è importante per la Confartigianato, che è l'unica associazione di rappresentanza che permette all'imprenditorialità italiana, delle micro e piccole imprese, di essere presenti e di mettere a disposizione il proprio sapere al mondo, lo mette a disposizione del mondo, quindi è una cosa molto bella e molto giusta peraltro. Qui ci sono degli oggetti bellissimi, alcuni sono di utilizzo comune, la caldaia per scaldarsi, altri sono degli oggetti d'arte veramente. L'artigianato e l'arte e la cultura fanno tutt'uno ormai in realtà in tutta Italia, perché qui si vede dalle Alpi fino alla Sicilia. Stiamo parlando dell'Italia, non tutti riescono a capire il valore del fatto in Italia al 100% made in Italy, però io credo che nel mondo lo apprezzino. Quando riusciranno a apprezzarli anche i nostri politici sarà una buona cosa, magari in ritardo, speriamo di no. Senta, poi un'altra cosa originale per me è che hanno tutti una vocazione sul design. Torniamo sempre, la lingua gira attorno al dente che duole, sempre quello, cioè il conoscere, il sapere, il saper fare, la materia grigia che c'è nelle nostre teste. Quando noi vendiamo o mettiamo a disposizione del mondo alcuni dei nostri oggetti, che non sono tutti uguali, e guardi, questo è un paradosso perché si sta impadronendo di questa peculiarità chi costruisce oggetti di serie. Evidentemente le macchine non funzionano bene, mentre le nostre che funzionano bene fanno una diversa dall'altra. È una cosa molto bella, molto importante. Poi il designer, io credo che il design nasca in Italia, e l'artigiano che riesce a tradurre queste forme sublimi che arrivano dalla nostra cultura, dal rigore architettonico dei nostri palazzi, delle nostre ville, penso alle ville venete, dove c'è tecnologia e bellezza, un pezzo di questa nostra cultura, di questo nostro saper fare, ma più che altro di questa nostra cosa che abbiamo nel DNA, noi riusciamo a cederlo all'interno dei nostri prodotti. Forse questo è uno dei motivi per cui il Made in Italy è tanto apprezzato nel mondo.